Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale Vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, oggi parleremo di Maestro Chi. Ma Maestro Chi intendo dire chi mi chiama maestro. Sapete che il vostro Marietto non se ne fa un baffo di questo titolo qui onorario che poi alla fine stringi stringi, perché lo dico sempre, a un coniglio se gli metti una molla nel fondo schiena non diventa un canguro, e quindi il vostro coniglietto Marietto non vuole diventare un canguro. Ma prima di iniziare la vera e propria pillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Legale Marietto Veneziano, di venirci a trovare i nostri gloriosi gruppi Facebook e Telegram ed eventualmente anche un bel super like. Bene cari amici, iniziamo subito un po' col parlare dei grandi maestri che noi abbiamo avuto. Abbiamo avuto il Cristo, che è stato, come si suol dire, nominato in tutte le salse. E poi cosa è successo? Cristo aveva un bravissimo discepolo, il migliore, l'ha baciato e l'ha messo, ha fatto mandare in croce. Il problema è che la gente finisce qui la storia. Ma la storia poi continua, il Cristo è tornato indietro e Giuda si è suicidato, è andato a prendere una corda, si è ritirata e ha perso i 30 denari, no? Poi l'altra storia che non tutti sanno è il Sai Baba. Un giorno, non so se un'industria, una multinazionale o uno Stato, gli ha mandato un commandos di 6 uomini, chiaramente pensavano che il Sai Baba era molliccio, pensavano che era il Cristo. Sai Baba non era il Cristo e chiaramente cosa è successo? Hanno preso queste 6 persone e le hanno in un certo senso mandate al campetto. Quindi capite che ogni tanto incontrare certi maestri diventa pesante. Il vostro Marietto non è un maestro, non ha mai mandato nessuno al campetto. E voi direte, ma che campetto? Intendo quello santo, non quello dove si può giocare con le palle. E però non è neanche un bravo giocatore di palle. Infatti ve l'ho già spiegato tante volte che da piccolino volevo diventare un giocatore di tennis e il Padre Eterno mi ha detto che non avevo tempo per correre dietro alle palle. Quindi, cari amici, il vostro Marietto non vuole essere nominato maestro, lasciate stare, non l'ho mai voluto. 6-7 anni fa, quando ho iniziato a fare i primi gruppi su Facebook, su Telegram e in altri su SQ, 20 anni prima, incominciavano a spararmi il titolo di maestro. Dicevo lascia stare, perché guarda, c'erano quei 2 prima di me che poi alla fine li hanno messi tutti a ghigliottina. Casomai il vostro Marietto fa queste pillole per evitare che voi cadiate in alcune buche, sempre quelle del Camposanto. Perché? Perché è il mio compito, è il mio must, però non mi sono mai fregiato e non voglio che a nessuno che segue il Marietto gli venga la sindrome del discepolo perfetto. E l'unico discepolo perfetto che tutti conoscono era Giuda Iscariota. Perché infatti anche Pietro ha tradito il Cristo, ma poi si è pentito. Invece Giuda era deciso, era un tipo deciso, e infatti poi ha raccolto quello che ha seminato. Quindi il vostro Marietto al massimo potrebbe essere una guida per chi vuole seguirlo, per non fare in modo che uno cada dentro una buca, no? Chiaramente questo ha un costo perché il vostro Marietto, oltre a sapere che non ha peli sulla lingua, vi fa vedere anche dei bei paesaggi in moto, e non tutti piacciono in moto, le moto magari preferirebbero vedere volti di persone con dietro muri da imbiancare, sapete come sono, no? Certi video, certe pillole, o di gente che profetizza destra e sinistra, o di gente che spara destra e sinistra. Il vostro Marietto ha un altro taglio, ha un taglio un po' così ironico, tanto perché questa vita bisogna prenderla un po' così. E poi il vostro Marietto, ve l'ho sempre spiegato, non è qui a pettinare le dagide o le bambole, no? Come dico sempre alla Hilde, noi siamo qui per lavorare. Chi vuole un consulto professionale sa che deve prendere poi poll e poi fare le domande. Non siamo qui a perdere tempo a rispondere in PVT a persone che fanno 1000 domande a 1000 altri esperti di esoterismo, tanto per perdere tempo. Siamo qui per portare un messaggio forte, corposo, robusto, per gente che veramente coi tempi che stanno arrivando vogliono schivare le buche e incominciare a camminare verso la cheta. Per tutti gli altri, cari amici, è pieno di una pletora di esoteristi che 6 anni fa predicavano luce colorata, angeli colorati, arcangeli colorati, Theta Healing di qua, Reiki di su, Reiki su, insomma di tutto, extraterrestri, barbabietole volanti, insomma. 6-7 anni fa, quando il vostro Marietto è entrato in questo mondo, in questa palude, insomma,
ce n'ha di tutto e di più, però il vostro marinetto ha sempre tenuto questa linea, l'ha sempre tenuta da 58 anni e la terrà fino a 94. Io non so, di solito dicono che ha ragione chi resta in piedi, io per 58 anni sono ancora rimasto in piedi. Se trovate qualcuno che ha già dato 1.300.000 circuiti radionici gratuiti, ha fatto 450 pillole gratuite di cui nell'ultimo mese hanno avuto 1000 ore di visualizzazione, possiamo sederci a parlare e mi spiega un po' com'è il Vangelo. Se no, cari amici, lasciate stare, non chiamatemi maestro. Se volete andate da altri siti a, come si suol dire, a guardare altre pillole, ma vi ricordate che il vostro marietto vi dirà solo come evitare la prossima buca che sta per arrivare. Tutto il resto è aria fritta e noia, come diceva Califano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!